Puntata numero 26, siamo casa del giovaneo, quindi un po' si parla di cosa. Però non mi dilungo tanto, vai qua sigla. Allora, ritorniamo dentro, qua siamo già in fase di assestamento e acclimatamento. Vi faccio un piccolo excursus storico su sta città, perché magari uno dice, ma dove sei a Ciosa? È impossibile che non lo sapi, però intanto qua se troviamo nella Laguna Veneta, innanzitutto. Ciosa ha origini antichissime, si risale all'epoca romana, ma qualcuno dice anche prima, però non dobbiamo andare a scavare sulla storia di invasioni barbariche, diciamo così. E mi parto subito da dire che insomma Venezia era il paron de casa e che sta di eventi che ha portato Ciosa a essere una città molto importante per la Repubblica di Venezia, perché aveva le saline e era l'oro bianco, come lo chiamava in Europa, perché il sale era un prodotto importantissimo. Quindi Chioggia ha svolto una funzione veramente importante per l'economia di tutta l'Europa fino a circa metà del 1300, 1380 circa, che c'è stata la guerra di Chioggia, un assedio che ha fatto Genova a Chioggia per un anno intero. Venezia si riuscì a spuntarla così, ma Chioggia ne si uscì in maniera malconcia, diciamo così, ha perso le saline e da là l'economia di Chioggia si è cambiata completamente, però si è trasformata l'economia verso l'agricoltura e verso la pesca, che è quello che è successo nei secoli successivi fino a in circa il XVIII secolo, che si è diventata veramente la capitale della pesca nell'Adriatico, quindi una roba insomma non da poco, ecco. Qua caduta di Venezia, Chioggia si è passata agli austriaci, agli italiani eccetera, ha avuto come tutto il Veneto un momento di stallo così, e dopo si è ripreso con l'economia e si è diventata un'economia di pesca ufficialmente e di orti per quello che riguarda è a terra. So di andare molto stretto perché ci sarebbe tante robe da dire, e si è specializzata in alcuni ortaggi e è diventata anche famosa per il suo radicchio e per le zucche, oltre che per il radicchio, che è la famosa succa ciosota, per dire succa baruca, è la succa baruca. Mentre per quello che riguarda la storia recente, voglio ricordare l'alluvione del 66, che è stata un'alluvione che ha segnato anche quella la storia della città. Ma parliamo di adesso, in realtà, perché qua parliamo della Chioggia attuale. Invece di dire Chioggia dirò sempre Ciosa adesso, perché Chioggia era per i non veneti. Ciosa. Ecco, aspetta, visto che qua mi non so un parlante nativo del Ciosotto, ovviamente, perché mi parlo padovano, a mio fianco ho il giovaneo che mi farà da interprete nonché mediatore linguistico. Te presenti tu? Ciao Fiai, niente, su qua Erma avevo sta bellissima roba da fare, ma c'avevamo per fare da traduttore con questi come si dice, giovanotti indigeni locali specializzati in vari settori, e che insomma adesso sentiamo un attimo la situazione comunque. Allora, alla mia sinistra abbiamo Mario, che è di professione caporossonauta. caparossonauta, che mi piace proprio anche come termine. No, caporossolante, allevatore di vongue. Allevatore di vongue. Mentre al centro Loris, in arte Mr. Creep. esatto, si parte dei John C. e invece la mia estrema. Aspetta, ma non ti mai chiedimi cosa che fa. Di cosa fai tu, dai. Aspetta, perché non so se è il vin che mi ha fatto partire. Bisogna fare una premessa, non ti puoi intervistare i quattro ciosotti dicendo Ciosa e Ventisie. Giusto. O ti dici Ventisie Vedi, tu vedi, il mediatore linguistico dice Ciosa. e Ciosa. Ciosa o quella O. Ciosa. 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 Ciao. Beh, chi dice ciozza con la Z?
A Cavanea gli dice ciozza. Attualmente operatore sociosanitario Operatore sociosanitario, quindi nella sanità. nella sanità. Nella sanità. Mentale o fisica? Più No, mentale che più mentale che fisica. fisica. Ettore, professione scrittore di programmi per computer che a volte funzionano, ma a volte no. Ah, a volte no. A riguardo di Chioggia, quella chiusa, qua diciamo Ciosa, quella chiusa, ma una mia amica che fa dizione mi ha detto, Ciosotta, mi ha detto, no, Fioi, secondo la dizione sarebbe con la O aperta, ma mi non lo dirò mai. Mi non lo dirò mai. Però sarebbe perché deriva da Claudio, che stava per... Quindi te vuoi dire che si direbbe Ciosa? Sì, la dizione italiana, sì. Ma non siamo in Italia, siamo a Ciosa. Esattamente, ma infatti secondo me è un errore. Ogni posto deve decidere come caspita si chiama. Esatto. Va bene. Tipo Como o Cumu. Sarà quei de Como a Me decidere. perdonari se qualche volta dirò Ciosa, però Sì. Ciosa faccio fatica effettivamente. Dai, va ben Ciosa. Va ben Ciosa. Ciosa. Vabbè. Ma cosa smetterà di dire una roba importantissima? È il turismo. Perché fra tutte le attività è il turismo, non è a parte ultima che si rivase, adesso quella più importante, diciamo così, che non è da poco. No. No, ma Se ma non è proprio il turismo, è il foresto. Ah, se l'attività è l'accoglienza del foresto. Sì, è il Esatto. foresto. Qua no, possiamo mettere i piedi sul turista fango. ti se ti vanno solo in India, che ne so, ma qua via il foresto. E chi sei il foresto? E il foresto è molesto. Foresto molesto. E il foresto è molesto. Anche niente siamo turisti quando andiamo fuori. Però qui che viene quasi foresti. La zozzomarina. Oh. Sottomarina. E cosa è la zozzomarina? Oh. Qua, E tu ti dici, però... Insomma, Non entrare nel politico. Diciamo che altri sarissimo per Malosetti. Cioè si mettiamo Zozzomarina e ti viene a parte 2 ore di coda all'andata, 2 ore di coda al ritorno, per stare in spiaggia, a guardarti tutte le bellezze indigene e foreste della zona. E ti va via e ti dici sono stato a Zozzomarina e stai a casa tua. Esatto. Anche perché Noi, 2 ore cioè, fa andare 2 ore per venire, è un viaggio della speranza. Sì. praticamente. E poi comunque resta qua, mangiate una pizza, Va a casa stai in più tardi. compagnia e ancora va avanti, ti sta quieto con i tuoi amici e dopo ti va a casa. Perfetto. Niente. No. Allora, parliamo di una roba che volevo centrare sta puntata su proprio le abitudini e le tradizioni che chi che viene da fuori non conosce di Ciosa. Volevo prima di tutto fare una piccola premessa. Quando che si dice Ciosa non si comprende neanche a Sottomarina. Qua abbiamo uno da Sottomarina che può confermare. Indubbiamente sei più famosa, più bella da vedere Chioggia, perché Chioggia è storica, è bellissima, dalle calli, la roba della piccola Venezia, la grande, insomma, abbiamo il gatto, eccetera. Sottomarina è la spiaggia, allora la parte di Sottomarina più bella sarebbe la Sottomarina Vecchia e la parte di Sottomarina è la spiaggia, la località balneare che ha avuto momenti di incredibile splendore tra gli anni 60 e gli anni 70. Per fare un esempio, negli anni 70 in Italia c'erano 2 locali che facevano musica importante. Uno c'era il Bussola Domani sul Tirreno, l'altro c'era lo Shaker sull'Adriatico. Grande Ma shaker. intendo tutto Tirreno e tutto l'Adriatico, cioè qua veniva tutti. Mi ricordo che anni fa ho trovato adesso le avrà credo 93-94 anni, un sassofonista, Zeno Dorizzi di Pioi Sacco, che mi contava guarda che venire a suonare allo Shaker era come andare a suonare alla Scala di Milano negli anni 60, perché era un locale importante. Vedi. Tra l'altro che è una roba che mi ha contato il papà del giovanello, Chioggia negli anni 50-60 c'era anche meta di turismo sessuale. Milano, eccetera, che veniva qua in cerca A pasturare. di giovinotti. Se non sbaglio, si venuto anche, Giovinotti. Giovinotti, esatto. se non sbaglio, si venuto anche A James fauna. Brown. Sì, James Brown è venuto almeno un paio di Brown a volte. Ciosa, a Marina. Sì, Sai, ma Ci sono stati tanti eventi qua a Chioggia e a Sottomarina che dopo ricorderemo che se passai, non che se più, ma dopo ma che arrivemo. E era solo per dire che Chioggia si distingue da Sottomarina un fià per abitudini, un fià per tipologie di abitanti, un fià per storia, un po' tante robe, però è tutto il comune di Chioggia. sì, Ah, tutto fine. il comune, sì. Però una volta che c'erano delle differenze culturali enormi, ovvero
legai a mio avviso dal tipo di lavoro che faceva la gente. Esatto. A Chioggia lavoro legato alla pesca. Parliamo della pesca dei primi anni del secolo. Parliamo di gente che ne avevi in mare 3 mesi, sapeva che partiva o non sapeva se tornava, perché tantissimi che ne sono morti in mare. Per cui quando gli arrivava di nuova cosa, quello che aveva se lo mangiava tutto, perché l'ora dopo partiva per andare in mare sapendo che molto probabilmente non sarà e tornai. Là invece l'economia del sottomarina si lega agli orti, alla terra, come il resto del grosso del resto del Veneto. Popolazione dei contadini. Contadini cosa che sa? Sa che che ne so, il raccolto può andare male, però io lo so vivo. Attende anche a accumulare per gli anni in cui il raccolto andrà male, eccetera. Esatto. Perché La mentalità. la mentalità è quella di tenere in parte perché ci sarà gli anni brutti, eccetera. La mentalità del ciosotto, del pescatore, di chi che vive del mare, è che, ok, oggi che su per una settimana ciosa, vago via, non si è detto che torna, ma una volta c'era veramente detto, non c'era detto che ti tornessi. Sta roba qua si resta a livello, ovviamente adesso, dai 60 in poi, che barca, sì, gente che muore in mare che ne sei veramente pochissima, Per fortuna. per fortuna, eccetera, per cui è diverso. Però questo crepo sulla testa te se resta. Dopo al ciosotto che se resta la roba ad essere paron del mondo, ma è tipico di tutti i posti di mare. Ti ha gente che si confronta tutto il giorno col mare, con le onde in tempesta e la roba. Per cui corrivi in terra, ti mi dici non ti puoi entrare su sto locale. E mi dico, ma chi sei tutti? Sei tu più forte del mare in tempesta? No, non me ne c'ave un cazzo. Non ho paura del mare in tempesta, ho paura di te. Perché ti sei solo 2,5 metri quando spari da 1,40 metri, 1,40 metri. E qua Non me ne c'ave niente. Questo però è tipico di tutti i posti di mare. Anche se certi, siccome che sta l'occupazione dei genovesi con la guerra eccetera, e Sottomarina si sta trasformando in una prigione. Per cui che già i genovesi che già erano reclusi a Sottomarina. Per cui dice che molto probabilmente tanto sangue di genovesi che se per antonomasia parsimoniosi ne se sta addosso. Sì. Tutte queste robe Quindi qua. abbiamo capito anche l'origine storica di queste differenze. E adesso col turismo, Chioggia e Sottomarina hanno entrambe un grosso flusso turistico. Assolutamente sì. E A questo proposito, allora, per anni i ciosotti ha tolto per il culo i marinanti, fittacaverne, affittacamere, fittacaverne perché a quanto pare il primo albergatore chioggiotto si chiamava Boscolo Sauro, per cui fittacaverne. detto Dino. Dito Dino, esatto. No, in realtà Saurus è un nome abbastanza diffuso in zona. Sauro, che ne sei tanti, Boscolo Sauro. Ecco, la roba divertente è che negli ultimi anni, come posto da affittacamere, è diventato più importante Chioggia che Sottomarina, perché Chioggia si è trasformata in 200.000 bed and breakfast. e per cui i ciosotti che non tenevano la vita, affittacamere, sono diventati i lori dei fittacamere. Sì, affitta anche i garaggi. Vabbè, ma posso No, dire- no, negli altri affittavamo i garaggi, le robe, non Però- loro fitte le stanze. Però io Dimmi. No, perché che mia nonna dopo stava a marina, allora ti vedevi d'inverno i marinanti che stavano sulla casa, d'estate si trasferiva in garage e fitteva le camere ai foresti. Visto mico i me oggi. Cioè, un mio amico mi ha detto, ma sa tu quanti sta pieno di caldo come passa in garage o dentro il coso, cioè c'era anche dei sacrifici. Sì, quando ero piccolo era così per me. Pensa che un mio amico si è anche sposato quella ragazzina che andava là da quando che aveva 10 anni, che poi dopo si è sposato con ella perché ogni anno gli fittava la casa e io dormiva sul sottoscala. E che faceva peccare. E ella dormiva in camera sua. E insomma, a un certo punto si è messo d'accordo. E ha detto, vabbè, che famo questo? Ma mi sottoscala. E si è sposato e si è felicemente sposati. Era, prima ti dicevi Boscolo Sauro. Boscolo Sauro. Ok, detto. Hai detto, detti Ecco, qua, una roba particolare che meravigliosa. ha Chioggia è quella di avere l'amenda oppure il detto, il nome di famiglia all'interno della carta d'identità, nei documenti. Assolutamente. Questa distinzione che non ha nessun altro in Italia. Più Sottomarina che Chioggia. Più Sottomarina che Chioggia. Sì, perché i cognomi che ha il detto, i Boscolo e il Tiozzo, che sono i cognomi tipici dei Sottomarina, non di Chioggia. Ovviamente da fora Chioggia vede tutto uno, per cui Boscolo ti si da Ciosa. No, il Boscolo si da Marina, da Sottomarina.
Perché adesso siamo grosso modo 47.000 abitanti, fai conto che circa 11.000 ha il cognome Boscolo. E se da distinguerli uno da che altro. Esattamente. E là volevo arrivare, perché quanti nomi di famiglia che c'è attualmente? Tantissimi, credo. Sì. Magari c'è qualcuno che si sta anche soppresso, diciamo così, fra virgolette, o che si è sparito perché gli era fiatin bruttino, diciamo così. Giova, ti te mi avevi contato una roba una volta che ne c'era qualcuno che aveva dei soprannomi di famiglia che era veramente brutti. I dovesto cambiarselo oppure cavarlo? Sì, esiste anche questo, perché che c'era tipo Cagarella, dopo che c'era Facaca e che ottimo. c'era anche Smerda Codone. Comunque queste generazioni, cioè come si dice, ste gianie, come dicevano altri, le genie, no? Ste genie. E si andava pian pianino, dopo se ne sta, cioè la famiglia si finia perché non c'era più eredi, cioè nel senso che poteva andare avanti, e questi cognomi si morti. Dopo che si sta chi che comunque Ettore, può essere anche questo che si andava a cambiarsi il coso perché mettevo ti diceva fa cacca, ti va fa cacca. No, se mi ci ha messo Ettore, Boscolo Ettore fa cacca, veramente mi cavarave Ettore, mi chiamava Giorgio, perché Ettore è veramente È brutto Ettore. Boscolo Giorgio fa cacca. Sì. Anche magari comunque ma proprio brutti anche tipo merda, chi era il merda? No. Merda colonne. Okay, che non sei tranquillo neanche quello comunque come cognome. Ecco, fino a un certo punto, fino ai primi anni del 2000, noi altri avevamo il detto sulla carta d'identità dopo il nome, per cui misero Boscolo Ettore Meneguolo. Nel 2000, adesso non mi ricordo, 2010, intorno a quegli anni là, io ho detto no, non si può avere un cognome dopo l'altro, si può avere il detto, io vorrei cambiare, per cui avevamo due cognomi, per cui mi sono diventato Boscolo Meneguolo Ettore. Vuol dire che per un certo periodo mi avevo sulla patente Boscolo Ettore Meneguolo e sulla carta d'identità Boscolo Meneguolo. E il codice fiscale resta stesso. E il codice fiscale resta lo stesso perché il detto resta fuori. Resta ecco, fuori. Per i detti, se vi piace i detti di Chioggia e volete leggerli tutti, vederli tutti, vi consiglio una passeggiata per Viale San Marco a Sottomarina, perché un po' di anni fa su ogni calle ha messo il cognome e il detto della famiglia. Tra l'altro il detto della mia famiglia, Meneguolo, è esattamente di fronte a dove che sono nato. Nel senso, sono nato in casa, di fronte alla calle dei Meneguoi mi sono nato. Questa è una roba tipica che c'è solo nella città di Chioggia. Un'altra roba tipica che ha Chioggia è sono imbarcazioni e si chiama Bragozzi, se non mi sbaglio. Allora, i Bragossi sarebbero qui di Laguna, però i Bragossi adesso non si più. Okay, perché praticamente una volta i Bragossi andava con dei reti, andavi in laguna e c'aveva tutto il pesce novero, quindi con delle maglie più fine, con una certa marea, una certa acqua, e il pesce non è che ti lo ciappi sempre così. Cioè adesso questo qua purtroppo con i Bragossi è un mestiere purtroppo andato a morire. Sì. Adesso i metodi di pesca sono diversi. Sì, sono diversi. Bragozzo stanno imbarcazioni inventate sempre comunque qua, che dopo i navigheva su tutta da fin giù da coste fino alla Grecia, tutto quanto la costa. Volevo solo fare questo appunto che sti chiogiotti che si arriva al punto che aveva i 2/3 di tutta la marineria di pesca di tutta Italia. Come che ti ho detto prima. Sì, era fondamentale per l'Adriatico. Cioè, c'era proprio la marineria più grande, che ancora adesso c'è come Masara del Valle, c'è Azoghi. Sì. Vabbè, inventare una lingua per riuscire a commerciare e a parlare, a commerciare negli ambi lati dell'Adriatico, fin giù, capito? Quindi si sta inventando il portolotto. Il portolotto è una lingua inventata dai chiogiotti, diciamo deriva dal chioggiotto, tipo non si è mai sta scritta. Sta lingua non si è mai sta scritta perché io usava a bordo, se ti vuoi commerciare e essere a bordo pescatore devi conoscere sto portolotto per riuscire a vendere il pesce, perché non avendo i frighi a bordo io si va a pescare, non so, in Istria e vendeva il pesce là. Ma come è che si parla in portolotto? Portolotto, c'è tante parole tipo però Bransin deriva dal portolotto. Bransin. Difatti se ti va a Rimini vecchia, il portolotto si sta parlando come in tutto il giro fino ai primi anni 60.
Dopo c'è stato l'avvento dei barchi a motori, i pescatori pescavano Cambiava abitudini. e tornava in drio, perché c'erano i primi, come si dice, bragossi a motore o con questo, con E l'invenzione poi del motore. i frighi se li vai. E sta lingua si andava pian pianino scomparendo, perché non si è mai sta scritta. Comunque se ti fa delle ricerche anche Sì. su internet. Interessante sta roba qua. Portolotto, la lingua del portolotto, che una lingua che conosceva insomma dappertutto, ti riusciva a parlare per commerciare, insomma. Chioggia ha una strada centrale che si chiama Corso del Corso del Popolo. Sì. E dopo ha come una spina de pesse. No, la strada centrale è strada Madonna Marina. No? Non si è Corso del Ascoltami un Popolo. attimo, se ti vuoi fare questione, famo questione, non che c'è Ma problemi. ascolta un attimo. Aspetta che E il presentatore, come si che te possiamo chiamare? Herman. Allora Herman, ti ha fatto adesso tante domande, No, ancora però come l'Ettore qua al mio fianco sinistro avrebbe rotto un fianco coglioni perché Sì. parla sempre. Perché Comunque la strada copevo. principale di Ciosa Marina c'è strada Madonna Marina. No, il Corso del Ma Popolo. cosa dici? Ma dove sei stunato? A Marina. Ah, in mezzo alle galline, in mezzo al ponale, in no, mezzo ai no, collo. no, Ma- ascolta. Qua che Comunque mi si... credo Ascolta, che vai in mezzo ai terre a Madonna Marina, che niente stiamo a Ciosa, con i nostri baretti, Comunque- come spris, e vengono gli altri che magari ti sta meglio Ciao. a muccio di Volevo soppiare Sabionco volevo Favento. aggiungere una roba. Volevo aggiungere una roba. Allora, ho imparato tante robe che mica non sapevo, sinceramente. Perché su da Marina. Ma me l'ho inventata, non si mica vero. Però qua abbiamo delle generazioni diverse. Sì, anche esatto. Niente che siamo più Ma giovani. che credibilità che ti ha. Oh no. Niente che siamo più giovani, abbiamo visto Ciosa Marina anche in modo diverso. Assolutamente, Ok. sicuramente. Da giovane, vabbè, ormai ho 45 anni, però negli anni 90 e inizio 2000 ero giovane, no? Io ho sempre visto un problema a Ciosa Marina. Ciosa Marina ha sempre visto delle abitudini che gli altri prima viveva e dopo li viveva a Ciosa. Perché il translagunare era come un confine invalicabile. O no? Assolutamente sì. Niente, le mode le esportammo da fuori dopo 10 anni. Tipo, ti ricordi il booster, Sì. il cab? Si sprizzi neanche non sapevamo cosa casera. La cioccolata al pistacchio sappiamo adesso cosa che è, sì. Ma non sapevamo cosa che era. E arriva sempre dopo, perché prima bisogna che le passa dal confine, bisogna che le sia timbrae a Valli, E soprattutto approvai. a Valli, a Valli, no a Valle, a Valli. A Valli di Chioggia o A Valli di E se invece Chioggia. a valle, dai a valle, dopo è via Ciosa. Però secondo me che è una roba che accomuna sia a Chioggia che Sottomarina, che sono le bici elettriche. Sì. Questa Sì. qua è Sì, Ma difatti le siamo dopo. messi tutti quanti, no? Che se ci Sì, sono ma i marinanti, Erman, tutti si da mezzo. Ma Tra- le arrivai dopo. Le Dopo? arrivai dopo. Secondo me No, se arriva prima a e Chioggia se va prima e di dopo tutto le il sa mondo. espanso in giro per il Vuoi? mondo. Perché? sì. Perché il Ah, Giosotto Napoli spende, il zero. marinante No. guarda, no? Eh. Ah, giusto, il marinante Ma vende allora il posso Giosotto e dirti, compra. delle bici elettriche potremmo anche fare che manco, però i tandem mi manca. Ah, è vero. I tandem. Beh, questa sta anni che già ritando. Sì, ma dopo si sparì i tandem. Perché il sacco macchina. Per chi che non sa i tandem, già che spieghiamo cosa che cosa E perché Esatto. si vede che ne aveva concessioni i il marinanti. lungomare. Lungo. Furbacchioni. Il lungomare. che Dica c'era- che si trova in un altro hotel. il lungomare che c'era delle biciclette a 4-5 posti. Come si può definire Siete un dei tandem? carrozzine quasi. Carrozzine, Esatto, sì. A quattro ruote. Sì. Allora, a Sedi Ibiza. tandem, a- però non sedi tandem, siete quattro posti in tandem, cioè, do. a Sì, Ibiza ma che ricorda c'era. anche il tandem, anche, mi ricordo, agli anni d'oro, anche quello a 3 posti. Sì. Già era Allora- come guidare una corriera. Allora, scooter sta a Ibiza come tandem stava a Sottomarina. Quanti Siamo scheghi ha così. fatto i marinanti? Boh, vai, quale Comunque, sarà la domanda? La bici elettrica che ha messo d'accordo sia i Sottomarina Assolutamente. che Chioggia. Che ne sai, No, sul serio, va che così piccani e gatti, cioè che per bici elettriche che cani e gatti. sì, anche perché te dici Sì, la bici elettrica andiamo su 1800-1900 e euro. che cazzo? Quelle che ti vedi in giro tranquillamente dei fiori dei 14 anni. Che sei Ok. l'XP. Quella è la Ok. cifra. Con quei ti va sulle piste ciclabili. Ovunque. Sora e macchine anche. Esatto. Ma Fai sarà 80. per le pendenze che si acchioggia, per il vento, non lo so, però va un po' più forte di 25. Sì, credo proprio bene. E volevo aggiungere anche che è un problema. Perché se le biciclette facendo queste modifiche e fa anche 50-60 ore, Sì, le fa. puoi portare.
quindi fa una modifica a una bicicletta che fa 50 ore, quindi aveva come un ciao che avevamo noi altri, Sì. da Fioi. Tieni conto che appese più di un ciao, secondo me, una bici elettrica, quella batteria è tutto una X-Pise grossa. Sì. Cioè, Sì. pensa che a te ciappa a 40 ore, che a te ciappa a 40 ore. Cioè gambe. Quindi il problema, ho fatto anche un coso, ho fatto anche dei filmati per sicurezza, sì. per queste robe qua, su per stare a scuole medie ad Olivi, che devo fare un concorso di video per la sicurezza, perché sti fioi, oltre a non avere il casco, non avere neanche l'assicurazione, Mica neanche la testa per usarle. no, va in giro guardando il telefono, Eh? quindi viaggia anche senza mano, cioè è una cosa un po' pericolosa. Quando che messo noi altri col motorino, che dopo ne ha messo il casco obbligatorio, Esatto. era molto più sicuro. Esatto. Invece sti qua carica, parti, ti va, noi ti senti arrivare, perché i nostri motorini, fioi, Dio, ma cosa avevi dentro il demonio, dentro il coso, sì, e alla fine questo diventa un problema che dovrebbe essere, allora, quando che hai una bicicletta che ti dà che fai 25, ok, ti dà una bicicletta che fai 50 all'ora, 60 con il casco, che il casco metterà anche a quella 25, una targa, roba, perché fioi veramente che sei da farsi veramente male, perché sei pericoloso. Di entrare, come si dice, quando ti arrivi a Ciosa, che dico sempre ai miei amici, stai quieto ed entra in modalità Napoli. La precedenza, di chi che sei a Tiode, le strisce non esiste, quindi guida rilassato, quieto e aspettate di tutto. Perché Quindi, dito modalità Napoli. modalità sì. Napoli. Sì, perché te sai che cosa che si dice fuori da Ciosa, no? Certo. Ma si sa. Come si dice? I terroni del nord. No, No, la Napoli del La Nord. Napoli Napoli, del Nord. Madonna, Ma non è offensiva sta roba? No, 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 no. Non no. la sento. Se mai diventerò sindaco, la prima roba che fago è Cambiare il nome? No, se fare all'ingresso di Chioggia fare un enorme spiazzo per le macchine e fare il gemellaggio con Napoli e mettere i cartelli Chioggia gemellata con Napoli. E il parcheggio serve perché la gente se fa male con la macchina di ridi, hanno anche i parcheggi ridi. Perché allora sta roba qua i neodisi per togliere il culo, ma anche i veneti, i terroni del nord, e gli altri siamo la Napoli del nord. Va bene, lascia che dica, se mai sta a Napoli. Se massa, cioè, la cultura, cioè, è un pozzo di cultura, per carità che sono lati negativi, non dico di no, eccetera, però la vitalità, la roba, che allora credo che noi altri in piccola parte l'avemo, e noi abbiamo tutta la cultura che adori. Abbiamo mai notato quanti bar che sei a Chioggia? Il salso. Occio bar. Occio. Però, Quali bar, però? una volta era un doppi bar. Una volta Adesso, ancora di più adesso che si baccaretti. a moda. Beh, ormai adesso i bar che c'erano una volta, anche le botteghette qui, ti sa, quello che vendeva, che ne so, le mutande o acqua e filo, i calzetti, che roba là. Adesso si sente tutti quanti andare. Sì? Adesso cosa che sta? I baccaretti praticamente ha fatto tutto ori, no? Ha messo una nuova. È già anche giusto, secondo me. Quanto bello era quando che ti arrivavi, mi ero boccia e arrivavo a Chioggia, e una delle robe principali era vedere quanta gente sentà fuori dal bar, sulla carrega fuori dal bar, si metteva là e poteva passare una giornata intera a ciacqueare, guardando gente che passa, commentando questo, commentando quello, beveva, vabbè, come se bevi in tutti i bar perché se l'ha fatto apposta per dar bere, ma era vivo. Allora, mi ti dico, mi stavo a Vigo, sicché se proprio ti sa il corso del popolo, Chioggia. Ti sei un cittadino. Non sono proprio un chioggiato puro. Dicevo, no, sono messo in bastardato perché mi su praticamente una via di mezzo tra il chioggiotto, praticamente, come si dice, e Comacchiese. Quindi Fioi, praticamente un su pirata. l'estremo degli estremi, praticamente. Ecco, perché praticamente Comaccesi e Ciosotti c'è sempre stata una guerra. De città di mare e due testoni. E pensa a te, mia mamma è Ciosotta e mio papà è Comaccese. E pensa cosa si vengono fuori. Un comaccese. Un Comaccese sei uno da Comacchio, no? Ah, adesso ho capito tutto. Pensa a te Facevo tu per il culo. pensa a te cosa che si vengono fuori. Comunque, ritornando al discorso, ecco, di baretti, roba, allora mi ti dico, sta moda va un po' svanendo. A mattina sì che sì baretti, però il baccaro ha cominciato a sovrastare il bar.
ti vedi stesso le vecette, i movimenti che c'era una volta, ma ti vedi dimezzai forse anche Anche a meno. dei P, sì. No, ma comunque si sparia sta roba qua, perché qui che passava per strada e cominciava a dire: "Oh, ma perché non ti fanno i cassitoi, parla?" Cioè, stava sentendo in bar e qui che passava per strada gli avevo fatto i cassitoi. Quindi se stai sparito Sì, vabbè, a volte ti stai eliminando no, che sì, ancora in barche, che sì, i pescatori quando chi si trova tipo Beh, in riva, in sicuramente. Sì, riva, perché così, sei marinante, non sa. arrivi i battei, arriva giovedì, si ferme di qua e di là, e dopo che sì, ti fa tipo arriva San Domenico, Lombardo, che sì, è il bar dove si trova i local, diciamo, Sì. pescatori, roba, che sta fuori, guardi, hai ragione. Dopo diciamo anche Adesso che per dirti, guarda, una volta per dirti che c'era il bar dei comunisti e il bar dei fascisti. Per Sì, dirti. si sparia. Cioè, ste robe qua non che si pia adesso, né a Marina né a Ciosa, che sì, un po' poco. che sia ancora. Sì, però si è perso tutto, c'è una roba innovativa, una roba da giovani, ti sa, non più da stare là in bar, guardare, farsi a camminare. Ripetevo eso in poche parole. Adesso ti faccio a parte 2-3 birre, 2-3 spritz, ti ciapi a baia, una volta insomma ti Tocca sa, poco di ti romantico. stai picquetto una volta. Esatto. Un'altra roba che è tipica di ciò è parlare a distanza a un volume che in nessun'altra parte del mondo penso sia fattibile. E gesticolare E anche. gesticolare Ok, contemporaneamente. ok, qua che su. Allora, io ho tanti amici svedesi, ho scoperto che se ti va anche a Livorno, Sì, città del mare in generale. ti va a Gothenburg, senti uno che Mare. dice: "Oh! Awakalaka Fokia la Paglia Sora". Ti dico, ma sei un ciotto imbriaco, ho detto. Perché ti sei acciosa, quando diciamo uno, ti dici: "Oh, ascolta, oh, Se cominci a perché quando ti sei nelle barche, ti te devi chiamare. Ehi, sei uno in acqua, si va, oh, c'è un modo di però e ti ha sto per tono, attirare l'attenzione. sì, e attirare l'attenzione e poi il casino, il mare, roba, ti ha sto tono dei voci che sei alto tante E tu ti volte. porti a casa dopo da barca, Sì, anche in casa. sì, giustamente. Comunque, gente in CAE che se chiama da una casa che altra da 200 metri, puoi telefonarsi. Perché invece di parlarsi con questo volume assordante non lo fa? I risparmi schei anche. Ti me senti, te parlo, ti me senti, e per cui Risolto il problema. esatto. E la voce è quella. Dopo ti si incade. Ma tutti se fai i casi degli altri così? Tutti No, sa tutto di tutti? no, tutti sa tutto di tutti e tutti sa siti. No, non è vero, quello. non è vero. Però sì, un grande chioggiotto, lo ricordo, Pierluca Donin, grande regista, insomma, presidente anche di Arte Bene, eccetera, diceva che Chioggia è una delle città più democratiche del mondo, Chioggia al centro storico, perché ti ha in cale, che ti ha la gente che dorme testa a coppie, perché le case sono tutte da CAE. Sì. Per cui ti ha il magistrato, il delinquente, il macellaio è un altro, ecco, il pescatore, l'avvocato, eccetera, che in realtà dorme testa a coppie, non che sei classi sociali, quando ti dormi ti sei testa a coppie con chiunque. E Ciosa se in effetti sei una città mondo democratica, perché le robe qui allora i padovani, i gran signori, eccetera, così, qua Ciosa la chiesa è meno, perché abbiamo una grande fortuna. Infine ti vivi taccaco tutti. Ti vedi taccaco tutti. Due camisa. Esattamente, e abbiamo una grande roba, se tolemo per il culo a tutta forza. E ne piace e se ridemo. Però dopo tu il culo anche altri. Sì, Non certo. solo fra di voi altri. Ah sì, certo, pensiamo certo. Per esempio, torre per cui veneziani. Se è un sport ancora così tanto in voga? O se da zonfia? No, tu abbiamo per il culo I padovani, i Giù i padovani. veneziani. Sì, sì, veneziani, secondo me secondo me con i veneziani siamo arrivati a una tregua. Posso anche dirlo. Ti sotterriamo quest'ansia di guerra. Ma scherzo, sì, per me sì. Sì, con i padovani. Allora, però No, più che altro ormai veneziani, ti sa, Devi mettere una Muranei, siamo a posto, ormai siamo di Laguna, siamo a posto. Però ti cominci ad entrare dentro terra, che sei una venetta che comincia a ingrossarsi un fiade P. Non sarà, sarà a temperatura, sarà entro terra, è a pressione che ti entri dentro. Dopo mi penso che sia dovuto anche al discorso, riprendendo un discorso di prima, del discorso dei turisti foresti. Questi discorsi
foresti molesti, nel senso, mi dico, a tirare fuori il discorso Zozzo Marina, no? Sto a fare sto appunto. Allora, che vivo a Ciosa, siamo in 47.000. Sì, adesso 50.000 perché che sarà qualche foresto. No, Gerimo 55 euro. Va bene, femo 50.000 perché mi sborta la maestra, fa io fare i conti. Allora, 50.000, mettiamo che ti vaghi del corpo al giorno, 2 volte al giorno. 100.000 cagate. 100.000 cagate. Allora, in piena stagione, Ettore, in quanti siamo a Ciosa? 120.000. 120.000. Qua se parli di, aspetta, fatto conti, sei 480.000 cagate. Se uno caga 4 volte al giorno. Allora, pensati se 50.000 ciosotti partisse e andesse a cagare 40 km a monte verso Padova, no? Vieni a cagare a casa tua 40 km e dopo vieni a Ciosa. Dico, che bella Ciosa. Pada merda, tipo Zozzo Marina, capito? Sì. Cioè noi dobbiamo smaltire 480.000, 500.000 cagate, perché sarà anche chi che beve dopo va di schitozze, capito? E dopo devi dirti Zozzo Marina, non sei proprio educato. No. E via a farti il bagno qua da noi altri, vai. E ne manda giù i fiumi impestati, abbiamo i maggiori fiumi tipo Po, Adige e Brenta, che sfoci qua e porta su tutto. Tutta la merda della quindi pianura. un fiai rispetto. E fate una domanda, se qualche volta ogni tanto è cosa un fiapi marron. Quanti sì che siamo adesso? 47.000 circa. Esemino. 54-55.000. Chi 9.000 che manca? Che se ne stare a Padova. A Padova a Padova non so, ma a Codevigo Conche che ne sono da tanti. Comunque in realtà niente non le dà fastidio la provincia di Padova. Se scherza. Però qui certo punto. Però qui del Padova Centro sì. Comunque ma qui del Padova Centro si sta sui coglioni anche tra le ore. Qui che sta in Padova Centro non va neanche a Sottomarina. Comunque no, Sottomarina. Comunque facendo una parentesi, non esercita più nessuno datore per il culo. Beh, purtroppo a Chiocci, per fortuna adesso non abbiamo neanche tanti extracomunitari. Noi mandiamo tutte le aree mandai via. No, perché che se lavori che se fatica a fare o sulle terre oppure in mare. In mare non va nessuno, cioè sei rarissimi che viene qua e va a Padova, cioè dentro terra e va in fabbrica, vai. Il discorso che magari ti sei a Padova, non ti puoi neanche andare a togliere sigaretta a una certa ora, oppure ti sei a Marghera, a Mestre, per carità, e ti sei sempre in pericolo con tutti sti. A Ciosa uno fa una bagatella, 2 che ne fa, ma neanche, ma no, che terza, non dicero guarda, senta in bar e che c'era uno che io chiamava il cavaliere oscuro. Adesso c'era un extracomunitario, anche io poveretto aveva i suoi problemi, che veniva a Ciosa a trovare e andava dai ragazzini col cappotto che faceva tipo un dì ero sentato su un bar e c'ero qui in mezzo che c'era posso dire Luca Orso, quest'altro che l'altro, sti fioi, siamo a sentai che bevevamo così, uno fa vado che così, appena fatto vedere su Facebook, tempo 2 secondi, ho girato la testa, ho sentito fare pum pum pum, stasera tutti ai portelli della macchina, vai, si partì, questo dopo non sappi se ha visto, sarà andata via, penso. Cioè, li avrà convinto gentilmente. Appena svegliare un crimine, che si succede? No, forse se sarà andato forse i carabinieri a difenderlo, probabilmente. E quindi diciamo la fortuna che se ti va di notte, o andare fuori a mandare la donna a portare a fare la spazzatura tranquillamente può andare. Però Erman, posso aggiungere anche una roba che c'ho sotto, c'è anche un fiammondo boccaro. Sta roba c'è tanto boccaro. Che piace ingrandire robe e fare esagerare, cioè, ma tipico penso le storie lo precede. C'è tanto boccaro, Come ti parli, però l'unico boccaion che ho sentito parlare adesso sei Marinate con Catacao, però che dice che c'ho sotto i boccaioni. Quindi diciamo, sentiamo. Che poi aspetta. A suo boccaion. Che poi aspetta, ti devono intervistare di Ciosotti, io sto a Rosolina, io sto a Sant'Ana.
l'unico misto cavalli, Misto a Borgo, io sta a San Giovanni. E su Meso Oh, Padovano. infine sta a Manhattan. Dove sei a Manhattan? A Ciosa. In mercato itico. Aspetta, Ma qua è un modo d'essere, non è la Sì, residenza dove sì. deve essere. assolutamente è vero, è un modo d'essere. L'essenza È stessa. un state of State of mind, mind, esatto. come chi dice a Conca. Cosa state of mind. Sì. Non si sta maltrattando nessun animale comunque su sta Nel intervista. frattempo. Boh. Tranne i Tra i Ciosotti. Ciosotti. Purtroppo siamo abituati in massa bene, perché noi altri per almeno 6 mesi all'anno vivevamo su un villaggio turistico a cielo aperto. Ti detoi la bici, paradiso. cioè, si muoveva in bici elettrica. A parte me che sono l'unico che sta in famiglia con la bici a pedali, ma i fioi e mia moglie... Prima di estinguerti ormai. Sì, esattamente. Sì. Ecco, ti ciappi la bici, 5 minuti sei in un centro storico dei più bei d'Italia. Beh, 60 euro in 5 minuti di chiesi. Con Sì, la bici no, elettrica ti fa, chiesi. sì, ti fa altri 10 minuti, ti si indica in mare, ti vedi la roba. Cioè, ti sei su un posto bellissimo, mare, tra il mare e la laguna, e siamo abituati bene. Ti va da altre parti, fa fatica a dire... Dopo, Diciamo che Ciosa è come un monolocale. Ti guardi avanti, ti al mare, ti giri, ti alla laguna, ti è tutto là. cos'è stravedamento, che sei una condizione meteorologica del più di vedere, ti vedi anche le Alpi, tutte le Alpi intorno alla laguna. Sì. Sì, così. Altra roba, avevo anche la roba che cioè, in realtà i Ciosotti, i Baruffanti, eccetera, non lo dico di no, non lo dico di no. Ma Però- non posso rivargare su sta roba qua perché No. ho una domanda proprio specifica No, su sta roba però, qua. esempio, mio ho un figlio di 17 anni, una figlia che ne ha 23. Se mia figlia va in giro e torna alle 2 o 3 di notte da sola, non ho mica paura. Cioè, nel senso, non sono preoccupato. Perché a parte due imbriaghi No, che ti può trovare, eccetera. Che fra l'altro Ise Quanca, tra Chi l'altro. se- adesso, chi se- 20 giorni fa. Oh, qui peso Esatto. anche magari. Quanti anni hai la tua figlia? 23. Ti hai più paura che te torna a casa che sta qua fuori. Oh, si chiede stasera ti sequestro. Comunque quello No. che sta fuori di casa sarà. Esattamente. No, Asei un posto in realtà tranquillo. Cioè, nel Sì. senso che... Mi ricordo qualche anno fa è successo che dei fioi di Ciosa a un turista e gli ha fatto una caccia finché gli ha beccati sti qua di Ciosa e gliel'ha fatta pagare. Una gente di Ciosa che l'ha fatta pagare. Perché non Non che esiste? sei poesia che fa indagini, che sei il Ciosotto che fa Sì, indagini. che no, Ciosa non ti che va fa a rompere poi i coglioni sia alla Ciosa. gente. No, i Non ti poliziotti vai. a Marina siete tutti terroni. Non Non ti- ti uno ciusotto. Non ti va a rompere i coglioni alla gente. Però se uno via a Ciosa e vuole rompere i coglioni, diciamo che Ora no, parliamo che ne potrebbe trovare la persona No, nel senso sbagliata. cosa, è ancora una città che è ancora, A misura diciamo, d'uomo. sì. Infatti abbiamo scelto anche una location giusta per questa intervista qua. Al Bosco Nordio, non sa dove che siamo. Comunque no, a parte quello, Ciosa ad esempio posso dire che negli anni 70-80 era pericoloso. Era pericoloso che era il coprifuoco a Ciosa. Ti a Ciosa o ti conoscevi, se no c'era freddo. Ne hai visto in diga, perché io stavo a macchina, c'aveva la radio. La cosa più bella che è successa sta quando che sta il mercato dei caparossoli. E là c'è sta la fortuna, una delle più grandi fortune degli anni 80, 90, 2000, così, con i caparossoli. Quindi gente che andava a rubare sapeva che andava a caparossoli. a rubare i caparosi. Sì, però, Però non andava ti, in mare però almeno. non ti va a rubare niente, magari ti Laguna. ciappevi Laguna. ti ciappevi 1 milione, Mare. 2 milioni al giorno, gente che guadagnava miliardi e sa Ma quello mangiare. sei su tutti gli appartamenti sottomarini. No, qui quello no, no. no, 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 Ah, no, quello no, no, proprio no, volevo no, provocarla, quello sta non roba. certo, no, No, purtroppo no, purtroppo no. Lì sta purtroppo- lungimiranti da investire. Quasi Dice- nessuno, pochissimi a Perché i Ciosotti investire. come Era si dice, provocata. cioè, mi ho visto gente in bar giocarsi il bollettino tipo 1 milione a testa partita secca a biliardo. Il bollettino di Sky che c'ha Paolo, Sì, solo sì, sì. là, giocava una partita, fine, ma tanto domani ne c'è un altro. Capito? Sì. Quindi sta un business mostruoso qua a Ciosa tra qui che vendeva benzina, barchini da che ciucce, benzina Sì. e tutto quanto, e lì adesso è il Mario qua che viene Se dalla voglio dinastia parlare dei di fioi Caporossanti, che c'è, i guarda Busiari, io sono della famiglia dei Busiari. I Busiari è una famiglia di pescatori e quant'altro, che sono anche messi in parentado tra l'altro, e praticamente loro con i caparossi sta anche loro dei primi pionieri nel senso della pesca di sto. Mio nonno è Urbano Con lo Casson, è stato uno dei primi HRA nel 94, ci faceva portare a semena Ma ancora per l'Inghilterra, pensati, gli faceva delle cassettine con delle reti
e gli ha provato a importare a semina da qua e dopo si è aperto tutto fra biologi e un mercato sempre grande. Dopo a cominciare a regolarizzare questa cosa della pesca, perché che se sta morti a pila un morto spara a bordo della barca di uno dei mi mettiamo giovanello, perché cantavo la canzone dei Giovanotti quando cantavo che mi portava il Chico a Caparosso, e il Chico c'era l'acqua su barca e Busiura, là è successo, è il primo morto, dopo che ne sta tanti, chi sotto acqua, chi che si andava a sbattere addosso le bricole, fin poco tempo fa, c'è ancora gente dispersa comunque, anche che il papà del figlio ne ha più trovato ancora, e a parte quello che sta incidenti, inseguimenti, robe, disastri, e alla fine adesso sa calmare molto sta roba qua della pesca come si dice de frodo. Diciamo che ma no, siete frodi, io faccio apparsi la giornata fia vacca se dura, un milione di lire. No, non c'è più un milione di lire, no, adesso non c'è più niente, come se sparito tutto quanto dopo da quando sta fatto anni 80, il Mose ha mandato in picchiata laguna dai parti nostre col discorso, il Mose ha influito molto, quindi che roba lì si è finita. Adesso che sei qui che va sì de frodo, ma vai a parsi i 10 kg, 20 kg, 30 kg, c'è neanche una pesca, uno se va a fare 100 euro al giorno, ti da mettere a mutati in acqua inverno col freddo 5 ore là a dedo, e dopo ti fermi e ti fa un coso, questo quasi un eroe che si andava a mantenere la famiglia, capito? Cioè, tutto qua. Però di tutte le robe che si può contare de Ciosa, penso che gli abitanti è roba tipica de Ciosa. Abitare a Ciosa vuol dire venire su con una certa mentalità, vuol dire venire su con certe abitudini e con certi lavori che magari una volta che erano accade più, adesso che se manco, fra cui si parlava prima fuori onda dei strossini. Spaccadei. I spaccadei. A Ciosa che sei chi che schei e i preste, ma penso in tutto il mondo sia così, no? Le cambiali è una roba, i spaccadei è un'altra, hai capito? Perché che sei chi che magari aveva skate, prestava skate e dopo se non ti chiedeva c'era casi tuoi. Adesso che sei le agenzie del recupero crediti, sì. una volta che c'era si chiamava spaccadei o spaccadei, qui che se non ti chiedevi skate veniva là e sì, ti faceva pagare quei dei. Ti fa pagare, sì, ti fa pagare. Però i skate non ti dava, magari. No. Sì, vabbè, ma siete i dei. Da qua è nato anche John C. Day. No, dai. No. Non c'entra. No, qua. Siamo alla vita noi altri, siamo come si dice borderline, così censurati. Diciamo, al limite della legalità, siamo al massimo dei legalità, si può dire così. Guarda chi che i strossini si ha fatto miliardi, Beh, immagino. Qui d'estate. Un'altra figura è quella di così storionanti. Te mi raccontavi prima. Sì, è una pesca che si fa una volta che c'erano i pescatori dei storioni che si trovava comunque sempre verso il delta del Po, fin qua ad Adige anche avevano Gino Pescaore, che era un storionante che veniva dalle parti del delta del Po, quando che si faceva stagione di storioni, quando che viene su l'acqua nuova, no? Il storione risale il fiume per andare a depositare le uova dal mare, ben dentro, e che c'erano questi storionanti che facevano sta campagna, che vivevano in case di paglia. È un bellissimo film che lo descrive benissimo. Conosco uno che c'era anche nel film, insomma, si chiama Scano Boa. Deve vederlo il film perché negli anni 60 penso, sì. Che là, insomma. E parla di questa pesca che prendendo un storioni che erano giganteschi, si parla di roba solo a quintale, si parla di roba anche da 3-4 quintali, un storione, sei storioni che arriva anche a 4-5 metri di grandezza, cioè, pieni di uova, vendendo quelle uova una volta riusciva anche vendendo uno storione uno si faceva una casa e me conteva. E beh, Fioi, vogliamo parlare di moicanti. I moicanti. Ti avverto, ti ha sfondato la porta aperta, guarda, che mi interrompo un attimo, purtroppo via che va via. Perdiamo l'ora. Che va via. Erma, non creda che sti tre coglioni. Spaccadei, se vediamo domani, dai. Ciao ragazzi. Ciao Doris, ciao. Doris. Ho perso, vabbè, non stai a spaccare tante idee. Vabbè, dai, se arriva la polizia non ne fa niente. Tanti sa casero.
Vabbè dai, potremmo attaccare a parlare dell'Oria. Adesso sì, vemos aún. Ma un'altra pesca particolare è quella dei caparossoi, che effettivamente la pesca, non è una pesca. Una volta c'era una pesca, Esatto. perché allora una volta c'era tanto più facile, praticamente che c'era anche più tipi, tipo che c'era i longoni, che adesso si sono dai persi, che c'era la vongola, diciamo, caratteristica della Laguna Veneta. Ecco, proprio adesso i longoni sono da sparire, perché quando che ho cominciato a importare la vongola filippina, questa qua ha preso talmente tanto feeling con l'habitat nostro, con l'habitat della laguna, si è sviluppato talmente tanto e trova un habitat talmente migliore delle nostre, che piano piano si andrà a Ma ora non potrebbe succedere la stessa roba col granchio blu, per esempio. magari. Sicuramente. Ma visto che No, magari, scusa, nel senso, sarebbe meglio in contrario. tornasse il granchio di prima. Allora, il granchio blu, a dirsi qua, è sempre stato, perché il granchio blu abbiamo mai da 10 anni quasi in laguna, anche di più forse. Mhm. Cosa capita? Che con gli aumenti di acque che c'è sta adesso, sto cavolo del clima tropicale del cazzo, io trova bene. Madonna, cioè, se questo è il mio habitat, mi vengo qua, vivo qua, non vado da altre parti. Esatto. Cioè, e quindi adesso, forse quest'anno, ecco, con la diminuzione delle temperature, forse si vedrà qualcosa di meglio, ma sto granchio qua, sì, che è tutto. Proprio prendi i caparossi, ai ciapi, ai masene, pare che sia passato tipo, sto presente quando chi fa le strade nuove, no? Passa il rullo, via. E ti vai e ti trovi solo scorsi rotti. Qua così fossi, no? Qua siamo a Sant'Anna di Chioggia, no? Mhm. Qua così fossi, acqua dolce, ti trovi qua nel fosso. Cioè, quindi si abitua sia all'acqua salata, Sì. all'acqua Ma soprattutto dolce. è tanto acqua dolce, difatti nelle parti qua di Chioggia, nella Laguna Veneta qua che ne so un po' meno perché l'acqua è molto più salata. Però se ti va nelle parti dove che sei Caleri, verso Bocassette, ti va su Scardovari, Goro, tutte quelle zone là, e io devo trovare l'acqua salmastra perché se il po' che arriva e io sto grasso è una roba incredibile, cioè io ti E ciappi non si che può col farne un coraggio, business. ma è una roba incredibile perché sto grasso Il mica non c'è mai business, tanto. sì, il business si può fare, solo che purtroppo sì, che lo Stato non ti dà gli incentivi giusti per fare il business. Se ti me paghi un granso a una miseria, mi come posso farghe un minimo Che sia per ciappare qualcosa? costi-benefici. Ma anche perché sto granso, di solito i gransi, quando chi ha il corallo, chi va col corallo, il granso nostro, il nostro verde, i gransoni, anche i granseo, e col corallo, e se vuole di carne. Sti qua ti ciappi le femmine, i uovi, e il corallo dentro, che ha dentro il carapace, ma è piene ancora di carne, di roba, cioè sei sempre chi sei proliferi in una maniera mostruosa, insomma, è una roba... Loro praticamente si cannibali. Loro i butte via talmente tante uova, che viene talmente tanti gransi, che loro non si fa problemi. Loro con le sue antenne riesce a sentire dove che sia la vongola, perché non va dove che sia la vongola, va dove che sia, noi altri la chiamiamo la bola. E la bola sarà dove che sia tante vongole su un pezzettino piccolo, e qui è la bola. Quando ti ciappi la bola, ti ciappa, diciamo, a pescare, ecco, per dirti. Sì. E loro va dove che sia la bola, dove E che sia, magna tutto. e fa fuori, come che ti dicevo prima, passi un rullo ed è tutto quanto, non che sia niente. L'unica roba che può sopravvivere è il capellonghe. Perché? Perché il capellonghe sta più sotto, ma io rifà netto di tutto quanto. L'unico sistema è mettere le reti e lavarle sempre perché si sporche, o fare i recinti. Per i recinti anche là, se ti ha mondo del corso, ti si fa bugi, se cavivi i paesi, è un casino. Che se 1000 lavori comunque si potrebbe anche... E dopo si sparito tanti pesci come isotodi, cioè i pesci come mollusco, esoto, adesso mi sentito parlare dell'esotodo. Esotodo praticamente, un polpo grande così, grande come poco più Moscardini. più piccolo, piccolo. grande come l'oncia del deo grosso, fiapi Sì, così sì. grande. Ti ciapi, non ti curi e ti frisi.
come dici, cicciolotti dei polpi piccoli. Difatti Isotto ti metti riconosci su perché non internet- gli hai l'osso. Addosso e in più se ti metti anche su in internet fai ricerca, scrivi zottolo qua Z, zottolo, ti viene fuori sto roba, un piccolo polpo come quello di Nemo, c'è quella di Nemo che sì. fa la scoresa, uguale identico, i tentacoli così, e anche quello se spario. Visto che siamo a pochissimo. parlare di roba da mangiare o Certo. comunque di roba di pesca tipica, adesso mi avevo fatto una piccola rubrica sul mangiare a Ciosa, cioè la cucina tipica. Intanto che come dicevo prima era dicio de Ciosa che è particolare, è un mondo a parte, ma parliamo di pesca. Un'altra roba che è tipica della pesca è certi pesci e certi molluschi. Eravamo messo scritto peocci, di peocci dicevano gli altri peocci, ma Sì, è cozze. mitile e cozze, per capirsi. Ok. Cozze. Dopo che sei peoccio peoso, ma sei dall'altra parte del Tirreno che è la roba, non stai a mangiare che è la roba, non è la roba nostra. Come se e moecche, per Cosa esempio. andiamo a mangiare? E moecche, cosa sei moecche? E Perché che non sei di Ciosa? E modecchi è una roba tipica chiogiotta, e fa anche a Venezia però non ne resta più dei canti, forse che ne sia uno, penso. Praticamente mette i cogoi, mette dei rete dei cogoi di Bertovelli. Siete delle casse di legno. Bertovelli, di Bertovelli che li metti in laguna, no? Tipo Bertovelli, si può chiamarli cogoi, diciamo, cogolante al mestiere. Che gli tira su anguille, schide, marsioni, tutta roba piccola, meno agia, roba così, che sarebbe pesce piccolo, così da fritto. In più c'ha tanti granchi, granchio verde, nostrano. Sto granchio fa la muta, cosa succede? Che a cambio dentro si forma un'altra piccola muta e dopo 6 ore di tempo per raccogliere, praticamente riprende sti granchi, mette dentro dei vieri, che sono delle casse di legno, di plastica, e ogni 6 ore, quando che l'acqua cade e cresce, e il granchio fa la muta, praticamente la salata, lo scorzo, e viene fuori, case tenerissimo. Ti te mangi, ti offesi, la più buona del mondo. Mi pare essere Homer Simpson. E vabbè, comunque costa una marea, se andava a 260 perché comunque il euro. lavoro che fate E ricordiamoci che comunque La scarsità del prodotto. anche la scarsità. E più riconoscere il granchio che deve andare in muta, attenzione, perché prima deve colpo d'occhio. spiantano, dopo deve vai in carcere, però bisogna conoscere. Allora, conoscere questo granchio che fa la muta, bisogna riconoscerlo per insernirlo, cioè praticamente per fare la cernita e buttarlo dentro il viero. Naturalmente ogni 6 ore ti devi andare là e ciappare i gransi e cavare via la modeca, perché se no st'altri gransi, il granso è cannibale, si mangia. Ok. Mi senti, mi dà una modeca crua che a volte andando sotto acqua a Brancini mi si capitava, vedevo il granso sopra un altro granso, spostavo il granso, mi c'avevo la modeca, me la mangiavo anche sotto acqua, perché è una roba mondiale esplosiva. E questa è una roba tipica. Pensa che anni fa che ho scritto anche una canzone, anzi ho messo sul coso di caga là, e ti insegna Fremoli che cinesi, perché una volta sta di cinesi che davano tipo 60.000 euro si insegnava ai cinesi Fremoli e si rifiutava. Perché se no te perdi. Ti perdi tutto, è finita. Quindi lì adesso passo la parola a Mario che io... ricordiamoci Fioi che comunque tutti quanti i crostacei fa la muta. gli astici, Quindi ricordiamoci anche il granchio blu. difatti volevo proprio tornare su questo discorso qua che c'è da anni che i vendi anche la moeca del granchio blu. E comunque ricordiamoci Fioi che anche il gran sopoio fa la moeca, la gran seo fa la moeca, la ragosta fa la moeca, anche il granchio King moeca, Crab, tutti quanti i crostacei fa la moeca, solo che sta l'arte del pescatore vedere questo processo qua e diciamo nelle stagioni giuste. Un'altra roba che in altri posti si chiama su una maniera qua esiste spoggi, per esempio. E cosa c'è in italiano? La sogliola. Tipica. La passera di mare. No, la passera di mare è il passarino. Scusa, sì, no, beh, sì, giusto. Ho sempre in mente la passera, scusa. E un'altra roba che Dio passera. Tutti noi. Un'altra roba che si è abbastanza snobbata ultimamente è il bisatto, che qua gli altri diciamo bisatto, che poi in italiano è l'anguilla. Sentite che dici fuori da sta zona qua, bisatto, la gente dice cosa sei sto Ma bisatto? sai che il bisatto ha un transessuale, infine. Cioè? Cosa? Ha un transito di sessualità. Cosa succede? Che da piccolo... Anche il bransin. Anche il bransin. Certo, il bransin grande. Certo. Il bransin piccolo. Cosa succede? Qua, allora, il burratello. Cosa è il burratello? Il burratello è il bisatto piccolo.
È il bisatteo. Ecco, ase maschio, io c'ho il buratteo. Come mai quando cadevente grande io c'ho me femmina, io c'ho me bisatto, io c'ho me diversamente, a cambia sesso. Sì, infatti i burattei, quei piccoli, fa da fritto tipo, e il bisatto, quello grande, se una femmina, io fa... Il capitone, ti dà Kumac. A Kumac, difatti, vedi, mi viene... Grandi predatori, una volta che c'erano proprio i pescatori del Frodo, i fiocinini, cioè, chi ne va a Su Frodista, come no? Un altro lavoro è il fiocinista. Sì, cioè, i fiocinini che c'è, sì. Ma che c'è anche a Mide, tante volte... Poi Caparosso gli dai i bisatti. Sì. Allora d'inverno ti anche ti va con le fiocine, con una lampada ti metti una fiocina, ti va a passere a tutto quello così soasi Con la come si chiama? acetilene si dice, una volta no? si diceva, adesso ti va con Quella la lampara, Un altro prodotto del mare tipico è a canoccia, per esempio. sì, però de mare, non de laguna. Ok. De mare. E in più c'è da dire una cosa, che una volta le canocce, fioi, e veniva a buttare via. Quelle mareggiate che già in spiaggia marina se ne fa e veniva tutti in terra, no? Perché a canoccia si fa il buso, sta sotto, è un predatore molto. State attenti anche perché con ti acciappi mate, date che stecche con le cose, sa che ha tipo fa vedere coso pistola, là, quello che tira e stoccare, no? Ma veramente è cattiva, cioè ciappare mai canocci mico ti va a pescare anche a bordo di battei, mi su sta, ti ha un ferro per ciapparla e buttarla perché sennò te te può spunciare e quant'altro. Una volta la butteva via perché te desfeva i reti. Se ti ciappi e canoccia a rete ti la butti via perché da destregarla. Alla fine se una roba privata può farla fritta. È buona. E anche va in moica, quindi pensavo gli altri cosa che mangi. Ragazzi, e dopo che è una roba che fa i veneziani ma fa anche i ciosotti, che è il saor. E il saor è diverso quello che si fa a Ciosa rispetto a quello che si fa Sì, no, che sei d'uvetta ai pinoi sul nostro, che è solo la cipolla. Contami una roba invece, è il broetto con saseo. È il broetto sì, è un piatto diciamo ancestrale, diciamo, nato ed è un piatto Ciosa. degli dei. Nato a Ciosa per sbaglio. Per sbaglio? Perché una volta a bordo dei barchi aveva tipo un foghero, tipo su una roba del ferro, no? E aveva l'oggi, metteva a scaldare l'oggio e frisava il pesce, no? Quello che mangiava. Cosa è successo? La leggenda dice che si attacca a fuoco l'oggio. E stomaco, cosa ho fatto? L'unica prima roba che si mi rompeva male, aveva una bottiglia di vino di aseo rosso, no, vino rosso, l'ha buttato sopra e ha messo il covercio per stuare questo incendio, no? Che c'era il pesce che frisava dentro e là ha creato un piatto fantastico. A base di cosa? Di pesce. Quale pesce? Pesce mansao. Tipo ad esempio ti si sfoggi, ti peschi con il battello, ti tiri su, mi ha insegnato mio nonno a farlo che lavorava a bordo di pescherecci così, che era motorista, quindi a cucinava, e pesce mansao, tipo cosa che ti va fuori, e si che acciappa non so, tanti sgombri, tanta roba, oppure acciappa sempre della qualità del pesce, però vanseva una coda di rospo, vanseva un coso, una canoccia, una roba e quant'altro. Butta dentro. E io col tempo di cottura, nel senso che buttava dentro e oggi la sera andare ai 1200.000 gradi, c'era una scioglie che buttava mangiare anche, e dopo che cascava sto pesce, e dopo quella si stueva, ma è roba che si formava con il brovetto che si fa per il grasso del pesce e tutto, c'era quella polenta che si masseva, perché aveva polenta bianca a bordo, e quindi quella polenta è il toccio a scapire, e mangiava tutta la ciurma. Sì. Ma un'altra roba, e questo è un piatto fantastico, io faccio sempre, piuttosto famo un pesce al forno, che metto, ma faccio manco famo un broetto sulla roba, con qualsiasi pesce si può farlo, più pesci che sei dentro, più gusto a ciappe, se alla fine ti che butti dentro anche i peoci, te muoio l'acqua salata, non serve neanche a mettere il sale, capito? Sei un piatto che, una roba però che è solo ciosotta, fioi, sei la seppa secca. Cosa sei a seppa secca? La seppa secca, sei una roba proprio chiogiotta che vedo occhi che si illumina. Allora la seppa secca è questo, nient'altro, c'è una seppa molto grossa, cicciona, che non una attacca, dopo te la faccio vedere, che devo proprio attaccare in giardino, non te lo neanche a mostrare, che devo attaccare lì che acciappe aria. Ti ciappi una seppa, la seppa non ha sangue, non ha niente. Ti acciappi, ti la curi bene, ti la lavi bene. Con l'acqua salata, con l'acqua con mondo del sale, ti la lavi per bene, dopo ti acciappi, ti allighi con dei stecchi, ti è aperta, tutta aperta. Ti cai via. Devi tirare tipo bene. un aquilone. Tipo un aquilone ti ha da fare, ti avversi, ti tagli la testa a metà. È un papiro praticamente. Ti apri e dopo della panza ti metti i stecchi, la roba ti allighi un filo, ti la metti fuori al sole. Può andare mosche, può andare tutto.
Però ogni tanto ti dovresti tocciarla in acqua salata e Ogni rimetterla tanto tu dai una tocciata di acqua salata e rimetterla fuori, dipende dopo dall'aria. Comunque va messa all'aria, non deve ciappare acqua, perché se ciappe acqua deperisse, no? Sì. Fa schifo. Poi, l'unica roba che quando che mio mi dà sempre il daspo, perché mi divento matto, mi fago, scappio, però i primi giorni ti ha praticamente un cadavere fuori dalla porta. Sì. Questa qua si conserva per anni. Ma Pensa, proprio per secco anni per- anche solo a cassera, solo a creanza, ti la metti No, là. puzza più dopo. No. Ma no. Oddio. Ma Dio, manco del Meno. baccalà che ti trovi, manco del baccalà. Cioè, ti puoi tenere adesso, ti va dentro certi bar che sia anche a Ciosa, da Bedini, ti va a piccare per aria. Vabbè. Dopo ti acciappavi, ti dovevi mettere. No, ti avevi i fogari, no? E metteva sotto la cenere e si ammorbidisse. E diventa una sorta di chewing gum. E chewing gum lo montavano gli altri. Al gusto de pesce, de mare. Ti metti- Brooklyn, gusto No, sepa. sepa secca. Guarda, E se so- ti e la sua morte assaggi, si è ti va proprio. fuori di testa, va veramente. La sua morte si proprio metterla sulle braccia. Cioè a braccia e si intenarisce come che fago mi attaccio a tocchi quella forbice, mi la metto in scarsella e dopo ogni tanto tiro fuori un tocchetto, quella accendina scalda, si storce tutta come la plastica, ti la metti in bocca e ti mangi. Cioè. Ma ti sono animali. Vabbè, sì, vabbè, dai. Un altro prodotto tipico che abbiamo già citato prima è Asuka Baruca e Asuka de Chosa, Asuka Marina, come vuoi La succa chiamarla. barucca è una succa tipica, Sì. infatti anche mio Quella figlio rugosa porta- praticamente. quella rugosa che fa solo qua marina, è una succa Esatto. tipica, molto gustosa. Perché? Perché noi altri siamo, dove che siamo adesso, ad esempio, ti sentavo qua, siamo 2 metri sotto il livello del mare. Se ti va a fare qua in mezzo alle terre, ti fa così con la mano, ti tiri fuori i scorsi delle cappe. Si prende scorsi delle cappe qua. Cos'è bonifica? Chi c'è che proprio. pesco Questa che qua, gli sì, butto è qua in bonifica. mezzo in campo. Se idrovara dei cadini smette di pompare, scapio, qua Siamo andiamo sotto acqua tutti tutti. sotto acqua. Quindi qua che si Val Granda, che si campagna, ma c'era una valle, il canale di valle che passa quasi a via de Comacchio, che Sì. ci portava via a Ravenna Certo. per vie interne, e quindi veniva fatta sta succa baruca dove sulle dune litoranee che se Sabion che c'ha tanta acqua piovana, quindi Sì. è il sale, Metà però è è sempre sale. salata come la rosa di Chioggia. Abbiamo la particolarità degli orti di Chioggia che sono spettacolari, perché la sabbia, noi non abbiamo la terra, non così la terra come i piatti di panoce, abbiamo la Sabion. Questo è il sabbion, si pianta sul sabbion, quindi sta succa baruca, una succa molto particolare, che è molto gustosa, come la rosa di Chioggia e tante carote, tutti quanti gli Che ortaggi. cipolle, E cipolle, bianca, l'aglio anche. Cipolla bianca, sì. poi facevano una volta anche tanti bagigi, difatti l'oggi chi doperava una volta per friggere il pesce e fare il broetto che era l'oggi fatto con gli arachidi, perché quello è l'oggi che è giusto per fare sta roba, insomma. Quant'altro? Questo insomma. E un'altra roba tipica è il bussoea. Bossolai. No, il bussoia. Bossolai. Ok? Che non è da confondere con un comune pan biscotto. Come i film. Esatto. No. Che ha una forma particolare che se... Sì, è un'elisse praticamente, un fia fatta strana, dai, Sì. diciamo così. Ed è secco, comunque pan secco. Senti che parole raffinate che uso, un'elisse. No. Un'ellisse di pan secco. Un'elisse. Sì. Sì, a cerchietti praticamente, non proprio cerchietti regolari. Tutto per la conservazione del pesce, come che il sapore, tutto un sistema di conservazione del pesce che una volta ti devi fare come mettere le sardelle sotto olio, sotto sale. Esatto. Robe che è importante portare avanti perché fioi in mezzo di un spaghetti piccoli di salsa, ma che cosa vuoi fare? E pa ultimo ho tenuto i bovoetti. I bovoi. Poi la vita. Boboli de vida. Voi de vita. Come si chiama me? Boboli de Il vida. babbo de vita. Bobo di vita. Perché bovoi de vita? Non lo so, però Perché ti ti sarà... sue vide se evitare, come chiami tutti quelli che fa il vino. I viti. Eviti sulle robe E vegne. sui vegni, come si dice, anche c'è i bovi. Ma da che sei anche vita. sui stei d'erba delle volte, amico, Sì, visti sì. anche a tirare Comunque su. fin pescaria fin poco tempo fa, dopo si è venuto a mancare anche che c'era proprio il banco che vendeva i bovoletti, che dopo ti passavi, sai che ti passavi delle zuppe aerobi, camminava, dopo ogni tanto li portava dentro. E perciò perché ti pali, dopo c'era il bovi, No, che c'era anche un addestramento che li Ah. portava via al pomeriggio, c'erano i piedi piccoli che li teniva, cioè, mi ricordo. bovi di vita.